Grazie. Per la cronaca c'è un altro Sandro Veronesi che ha la mia età ed è il presidente di Calzedonia Intimissimi Tezenis, che ha da poco superato il miliardo.1 di patrimonio. È una notizia che è uscita soprattutto sui online con la mia foto e mi hanno telefonato tutti per chiedermi dammi 100 euro a stronzo, così. 1 miliardo e 100 milioni di patrimonio, la foto mia. Questo c'ha la mia età e ha fatto un po' più di strada, quindi non so, forse sono falso pure io in confronto a quell'altro. E quello poi è autentico di Verona, sta proprio a Verona, quindi. Bene, comincerò questo incontro con un proverbio e una reminiscenza. Il proverbio è il mio proverbio preferito e recita così: una cosa è recintare il pollaio, tutta un'altra è prendere la volpe. C'è la saggezza dei proverbi, c'è la saggezza contadina dei proverbi, però dà conto della complessità di qualsiasi cosa, insomma. Quale che sia l'obiettivo che uno si pone, ce n'è sempre uno che è tutt'altra cosa, con tutt'altra difficoltà. E ci tornerà comodo parlando stasera del racconto perfetto, perché qui parliamo di uno che ha proprio preso la volpe, una volta per tutte, e quindi non deve star lì a recintare niente. L'altra cosa, questa reminiscenza, ha molto a che fare, devo dire, con la maieutica. È una lezione di tennis teorica che io vidi per caso negli anni 70, nei primi anni 70, nelle trasmissioni sperimentali della RAI in vista della TV a colori, tenuta da Ian Kodesh, che era un professionista molto forte, mai numero uno, però ha vinto anche dei tornei dello slam, cecoslovacco, un burlone, diciamo, che faceva evidentemente un ciclo di lezioni in inglese, forse per l'Inghilterra, forse per l'America, non lo so, e che furono mandate, non so perché, come esperimento la mattina quando non c'erano programmi. Io ero malato e vidi questa cosa per caso, perché a quei tempi ogni tanto uno accendeva il televisore la mattina, anche se sapeva che c'era la nebbiolina, perché non si sa mai, magari qualche volta si decidono a metterci qualcosa la mattina, e quel giorno c'era Ian Kodesh, il quale si presenta con un'inquadratura fissa, vestito con la giacca e la cravatta e una lavagna dietro, con disegnato un campo da tennis e un gessetto in mano, e dice: sono qui a spiegarvi come funziona il tennis, come si fa a vincere una partita di tennis. E dice: facciamo finta che batto io e io sto qua, no? E si prende una parte del campo. Io decido di battere il primo colpo, una battuta molto forte, e uscire all'incrocio delle righe qua giù. Il mio avversario, sorpreso dalla potenza del mio colpo, la rimette di là come può. Io sono sceso in rete, lo disegnava le cose, e volée di rovescio bassa a incrociare, 15-0, cancella. Poi si mette di là, dice: adesso decido di battere molto forte centrale, ace, non ce la fa, 30-0. E va avanti così, vincendo praticamente 6-0, senza dare un punto solo all'avversario. E poi dice: questo è il tennis. E anni dopo ho trovato più o meno lo stesso spirito, la stessa ratio in un tentativo di Stevenson di spiegare come si faccia a scrivere bene. E lui diceva: si tratta di scrivere una frase molto bella e farla seguire da una frase più bella ancora. 15-0. Allora lì ho cominciato a ragionare, sia come tennista e sia come aspirante scrittore, sul fatto che esiste la perfezione. Cioè il 6-0 senza fargli fare neanche un punto all'avversario
si chiama anche, c'ha un nome, golden credo set, cioè una cosa che te fai 24 punti, l'altro 0, ed è la perfezione. E lo stesso vale per quello che sembra suggerire Stevenson, cioè se tu riesci a scrivere una frase e quella dopo è una bella frase e quella dopo è più bella ancora, la perfezione la puoi raggiungere. Però un po' la pratica, non di scrittore ma di lettore, e un po' la logica porta a mettere un limite oltre il quale questo discorso non vale più. Primo perché non ha senso, può avere un senso su un set, ma non su un'intera partita. Un'intera partita perfetta può anche finire 70-68 al quinto, come quella tra Isner e Mahut nel 2012. È il set perfetto. E lo stesso vale un po' per la letteratura. In fondo, diciamo, il capolavoro di Stevenson, quello dove ha messo veramente una frase bella seguita da una frase più bella ancora, è Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Non solo per la bellezza delle frasi, ma per quello che ha combinato, rivelando, svelando, scoprendo cose che di lì a poco avrebbero avuto anche dei nomi scientifici, avrebbero rappresentato un punto di riferimento per la psichiatria, per la psicologia, per la psicoanalisi. Però è un racconto, ciò che oggi potremmo benissimo pubblicarlo come romanzo, no? Corpo 18 come Henry De Luca e via 120-140 pagine. Però è un racconto, come sono i racconti di Chekhov. Li chiamava racconti. Sono 90 pagine, però sono racconti. E questo perché il racconto, diversamente dal romanzo, che è una maratona dove si piange, si soffre, si cade, ci si rialza, il racconto è un esercizio che può essere svolto alla perfezione. C'è verso, e non solo c'è verso farlo, ma c'è verso anche che ti venga riconosciuto, cioè a qualcosa di oggettivo come il 6-0 senza perdere neanche un punto. Un po' perché c'è la possibilità di leggerlo tutto d'un fiato, anche se uno ci ha messo 6 mesi a scriverlo, no? Perché per quanto possa essere lungo come racconto, è difficile che uno smetta di leggere un racconto. Se lo leggi tutto. È più facile leggere di più se si leggono i racconti, perché non si molla, piuttosto che se si sta leggendo, che ne so, la scuola cattolica di Edoardo Albinati, che dice vabbè, oggi ho letto 30 pagine, oggi ne ho lette 15. E invece se leggi un racconto tendenzialmente non rispondi al telefono, quello che insomma dovrebbe essere la lettura, no? Leggere per un intero pomeriggio, che non è che sia poi tutto sto sacrificio, però è una cosa che andando avanti negli anni a me capita sempre di meno. Da ragazzo leggevo tutto il pomeriggio, adesso ho da fare altre cose, insomma quelle letture lunghe nelle quali non fai altro che leggere, mi capita di farle soltanto con i racconti, perché i racconti ti impegnano magari 2-3 ore di lettura, tu capisci che questa cosa non può essere interrotta, perché tanti racconti, non solo uno, mirano alla perfezione. Mirano o coscientemente o perché l'autore non poteva non mirare alla perfezione, come diceva Carmelo Bene, il talento fa quello che vuole, il genio fa quello che può. E qui stiamo parlando di quello che per me, parleremo di quello che per me è il racconto perfetto, il più perfetto dei racconti perfetti. E stiamo parlando di un genio, James Joyce. The Dead. Quello per me è il racconto perfetto. Poi ce ne sono altri che sono altrettanto perfetti, non solo tra quelli che ho letto e che ho valutato io, ma anche tra quelli che non ho letto. Non sto dicendo che c'è solo questo.
però a me questo basta. Anche perché è un giocattolo molto difficile da smontare. Tanto per cominciare, la sua perfezione sta proprio nel fatto che non lo smonti questo giocattolo. Cioè è un tutt'uno anche quando lo vai ad analizzare. Continua a mantenere vive in tutte le sue parti quelle qualità, chiamiamole così, che nell'insieme fanno di The Dead un racconto perfetto. E siccome parliamo di un racconto che compare alla fine di un libro perfetto, che è Dubliners, bisognerà anche un pochino, non è sempre necessario secondo me, ma in questo caso credo che sia necessario fare un piccolo, proprio breve, passaggio biografico per capire che cosa, chi era Joyce in quel momento. Perché Dubliners è stato scritto tra il 1904 e il 1905, quando Joyce era già un esule, sebbene avesse solo 22 anni, perché è un genio e quindi come tale io ho provato tante volte a cercare di immaginare che cosa sia la testa di un genio, per esempio Joyce, che in qualsiasi momento della giornata ha attive, perché non è che le puoi spegnere, tutte quelle qualità di genio che sono la sensibilità, la profondità di comprensione, l'insight, eccetera, e le deve poi far conciliare con la vita comune o il lavoro. Lui ha lavorato anche, ha fatto anche l'impiegato di banca, però sempre Joyce era. E quindi tenere a bada questo genio ruggente, no? Già, senza dilapidare, senza sciuparli i frutti di questa sua sensibilità, che in qualsiasi momento, vedendo qualsiasi cosa, lo si vede poi leggendo i suoi libri, produce progetto di letteratura e di poesia, deve essere già quello un lavoro faticosissimo, difficilissimo. Perché, vabbè, schiumare e perdere, scrivere e non sapere neanche che cosa hai scritto, quello è più facile, è una vita che ti impegna più fisicamente, diciamo, che Kerouac. Questi grandi talenti inconsapevoli, che se anche lo fossero da sobri, poi però non sono mai sobri e quindi non sono mai consapevoli. Charlie Parker non sapeva quello che faceva, va bene? E lo faceva benissimo, proprio perché non lo sapeva. Ma qui invece stiamo parlando di una persona che sa bene quello che fa. E talmente bene lo sa che non si sorprende nemmeno tanto delle conseguenze, perché guardate, questo libro è stato scritto tutto, eccetto The Dead, che è stato scritto dopo, tra il 1904 e il 1905, e nel 1905 era pronto per la pubblicazione per i tipi di Grant Richards di Londra, scusate. Ma in realtà è stato pubblicato nel 1914, cioè ci ha messo 10 anni per essere pubblicato questo libro. E non perché non andasse bene, ma perché andava troppo bene. Evidentemente Joyce voleva, da giovane qual era? Era un ragazzo piuttosto turbolento, Joyce, era un bevitore, era una testa calda, non era era un irlandese vero, insomma, figlio di cattolici, però aveva subito ripudiato il cattolicesimo, sia spiritualmente sia anche come gesto di ribellione nei confronti della famiglia. E osservando e raccontando la vita comune dei dublinesi, che sono i protagonisti di questo libro, senza mai nemmeno sottolinearlo, perché riesce a stare talmente addosso alle sue storie, alcune delle quali sono prive di trama, che fin dal primo racconto i tre gioghi che opprimono l'Irlanda appaiono nella loro monumentale e macabra imponenza, che sono il cattolicesimo per l'appunto,
l'oppressione inglese e la paranoia nazionalista. Siamo all'inizio del XX secolo, questa roba è durata fino alla fine del XX secolo e sappiamo tutti anche come, anche sanguinosamente, ma sono queste le tre pietre, no? che comprimono un popolo invece tendenzialmente napoletano, tendenzialmente molto vitale, irruente, gente che balla, che canta, che scrive versi, che beve, schiacciati da queste tre pietre: la Chiesa cattolica e i contrasti con la Chiesa protestante, l'oppressione inglese e il nazionalismo iperparanoico. Fin dal primo racconto ti accorgi che quella paralisi, di cui tra l'altro in giovane età soffrì Joyce, contrasse delle malattie che lo portarono a un periodo anche di paralisi, però insomma quell'emiplagia che trattiene nei loro destini questi personaggi, queste storie, alcune delle quali sono veramente tristi, sono veramente senza speranza e senza pietà, è la paralisi dell'Irlanda. Quindi è un libro politico, Dubliners, molto politico, ed è stato capito subito. Ecco perché non è uscito per 10 anni. È stato bruciato dallo stampatore. Cioè, capito come funziona? L'editore dice va bene, pubblichiamolo, gli chiedono di cambiare qualche cosa, soprattutto in un racconto scabroso che è Due galanti, in cui si parla in maniera piuttosto sessista, perché questi due sono due stronzi in realtà, cioè uno è un ubriacone, l'altro è uno che può sposare una ragazza per i soldi, per farsi mantenere, e parlano in maniera abbastanza triviale e amorale del sacramento del matrimonio. Allora lì gli è stato chiesto: ma puoi cambiare, puoi... E qualcosa addirittura lo cambiò. Però quando poi il libro andò in tipografia, lo stampatore lo bruciò tutto. Da lì alla pubblicazione ha ricevuto non so quante altre decine di rifiuti questo manoscritto, che nel frattempo circolava, nel frattempo l'avevano letto da Svevo insomma, se ne erano accorti che questo era un libro importante, però non riuscivano a pubblicarlo. E quando l'ha pubblicato nel 1914, l'ha pubblicato con l'obbligo di comprarne 120 copie lui, senza anticipo, senza royalties, così, peggio di ognuno di noi quando ha cominciato. Ma nel frattempo però, in questi 10 anni, a dire la verità quasi subito, nel 1906, Joyce scrive l'ultimo racconto, che nella raccolta che aveva portato a Grant Richards e che gli era stata teoricamente accettata da Grant Richards non c'era. E questo racconto si chiama The Dead. Nel 14 sarà proprio Grant Richards, dopo aver fatto un giro delle 7 chiese, a pubblicarlo con quelle condizioni, ma a quel punto Joyce ha già scritto e pubblicherà fra 2 anni La vita di un artista da giovane, e è già esule per scelta definitiva, e può permettersi di mollare su quello che rappresenta il tratto stilistico di questo libro, in particolare dell'ultimo racconto, che lo chiude. Senza quel racconto lì, il libro non sarebbe il capolavoro che è. E probabilmente senza quel libro prima, senza quei racconti senza speranza prima, The Dead non sarebbe il capolavoro che è. Però, come spesso accade, il libro, che era già ottimo ovviamente, è stato concepito senza. Tra l'altro, pare che il racconto Joyce l'abbia scritto nel semestre che ha passato a Roma, impiegato in una banca inglese, un pessimo periodo per Joyce, infatti dopo 6 mesi se ne tornò a Trieste, perché come tutti gli esuli, e in particolare come tutti i poeti esuli, aveva problemi proprio di sbarcare il lunario, no? Di
guadagnarsi da vivere, visto che aveva già 2 figli, poi un terzo. E fu scritto a Roma, in un semestre nel 1906, quando già Dubliners aveva subito buona parte delle angherie che si meritava, perché era un libro anacronistico. Cioè, siamo nel 1904, pur non facendo come stilisticamente, nessun gesto provocatorio, nessun gesto di denuncia, la perfezione delle sue frasi e delle sue descrizioni, dei personaggi e delle vicende quasi nulle o molto tristi, dell'inazione, della paralisi in cui questi personaggi all'interno dei loro miseri destini sono condannati, non sfuggiva a nessuno, nemmeno allo stampatore. Non c'era bisogno dei critici letterari o dei politici. Era una terrificante accusa alla sua patria, che in qualche modo diventava complice di questa roba. Non era solo l'oppressione inglese, come sostenevano i nazionalisti, che spesso erano anche integralisti cattolici. Forbici, sasso e carta, no? Era un po' così il giochetto lì dentro l'Irlanda. Quando dici no, sono tutte e tre che paralizzano il mio paese, il tuo paese ti mette praticamente al bando e tu ti ritrovi esule. Tant'è vero che se dobbiamo dare una cittadinanza, se Joyce dovesse giocare la Coppa Davis, la giocherebbe per la Svizzera, perché poi è Zurigo il posto dove tutt'oggi c'è l'unica vero museo dedicato a Joyce. E vanno sempre a finire lì gli esuli in Svizzera, che non è un bello stare. Non è un bello stare, è uno stare però. Cioè lì ci si stava soprattutto durante una guerra, perché poi la Svizzera era neutrale e quindi insomma era piuttosto gettonata, soprattutto durante la prima guerra mondiale. Dunque, tra quando lo scrive e quando lo pubblica è cambiato il mondo, perché lui quando lo scrive ancora frequenta un po' l'Irlanda, dove però riceve, data la sua bravura, diciamo così, lui si laurea a 20 anni, ottiene tutti i riconoscimenti che si possono ottenere da studente, comincia a fare, siccome aveva una grande dimestichezza con le lingue, traduzioni, propone traduzioni che gli vengono bocciate perché propone proprio Ibsen. Ibsen non era accettato dalla Irlanda cattolica perché non era in linea, anzi era abbastanza scandaloso. Lui traduce l'ultimo dramma di Ibsen, che si intitola Quando noi morti ci destiamo. Ok? Questo a 18 anni. Gli viene rifiutato. Si occupa molto di teatro e di poesia, ma sempre dalla parte sbagliata, cioè dalla parte che nel suo paese non si può. Proprio per questi 3 giochi nessuno lo difendeva, nemmeno i nazionalisti. Quindi non aveva nessuna alternativa all'esilio, che è una morte in qualche modo. È una delle tante morti, l'esilio. E tutta la sua opera lui la scrive in esilio. Scrive in esilio l'Ulisse, e i primi capitoli li scrive a Trieste e poi si trasferisce a Zurigo e poi a Parigi scrive Finnegan's Wake. Riguardo a questo tema della paralisi bisogna anche notare che verso la fine degli anni 20 la sua casa parigina, finalmente dopo Ulisse, Joyce poteva permettersi di vivere della propria scrittura senza dover insegnare, perché poi alla fine
parte alcune parentesi, il suo lavoro è sempre stato insegnamento. Verso la fine degli anni '20 casa Joyce, quella di quel periodo, perché ne ha cambiate tante a Parigi, era frequentata da un giovane irlandese come lui, esule come lui, più bello di lui e molto più giovane di lui, che era Samuel Beckett e che lo aiutava. Non aveva ancora pubblicato nulla Beckett. Era anche lui ormai venuto via dall'Irlanda e non ci sarebbe tornato più, e si ingenerò quella famosa e drammatica quel famoso e drammatico fraintendimento per cui Lucia Joyce, la figlia schizofrenica, innamoratasi di questo ragazzo bellissimo, perché Beckett era veramente bello, si illuse che lui, con la scusa del padre scrittore, frequentasse casa Joyce per lei. E un giorno praticamente glielo disse. Ed è atroce immaginare Beckett con quella sua espressione che le rispose: no, io vengo qui per tuo padre. Perché era la verità. Questa cosa, diciamo, fu la spallata per Lucia Joyce e fu anche la ragione, le conseguenze di questo e le crisi. Fu portata da Jung, fu portata dappertutto, ma praticamente ha campato quasi 100 anni, ma quasi soltanto in manicomio. Rappresentò anche un po' la rottura dei rapporti tra Joyce e Beckett, perché naturalmente, insomma, Joyce adorava questa figlia Finnegan's Wake che stava scrivendo e per cui Beckett lo aiutava, è dedicato a Lucia. E quindi lì si perdono, ma è un po' come la navicella spaziale che lascia il razzo vettore, no? Questa rottura manda in orbita Beckett con quel tema, il tema della paralisi, che lui porterà più avanti fino a La donna piantata per terra, L'innominabile, Malone, tutti questi personaggi immobili, Krapp, i barboni di Aspettando Godot, ma perfino il primo eroe, lui pubblica, anche lui esordisce con un libro di racconti, More Pricks Than Kicks, in uno dei quali, anzi no, in tutti i racconti il protagonista è un giovane perdigiorno irlandese come erano sia Joyce sia Beckett, molto dotati, ma perdigiorno, di nome Belacqua Shua. E Belacqua è un personaggio dantesco, Dante essendo stato uno degli autori che Joyce ha indicato a Beckett e che Beckett ha indicato al mondo anglofono, perché quel libro lì è stato scritto in inglese come Murphy, dopo poi lui avviò a scrivere in francese e non ha più smesso, e infatti se Beckett dovesse giocare la Coppa Davis la giocherebbe per la Francia. Belacqua Shua è un personaggio del quarto canto del Purgatorio, di cui Beckett si innamorò, perché viene condannato a trascorrere nell'antipurgatorio un periodo di tempo equivalente alla durata della sua vita, perché era pigro, prima di poter andare nel purgatorio a emendarsi. E quindi c'è questo raddoppio di una vita pigra in una vita in cui la pigrizia è l'unico modo per sfangarla, perché non puoi fare niente, devi solo aspettare che il tempo si raddoppi. E Beckett chiama questo suo personaggio Belacqua. È chiaro, non c'è bisogno di studiarlo di più, che l'impatto lo produce Joyce, con la paralisi dell'Irlanda e la paralisi di questi personaggi
che è anche una paralisi stilistica. Joyce ha più volte ripetuto che in questi racconti lui cerca la mediocrità,